Mondi, questa mattina voglio provare a non essere passivo sul letto, anche perché stanotte ho dormito bene. Ho aggiunto coperte su coperte, non ho avuto freddo, sono già alzato, sono andato in bagno. Voglio cercare di migliorare la mattinata, magari, non lo so, ci saranno meno problemi nella giornata, per quanti ce ne siano stati ieri. Vediamo. Colazione. Questa mattina c'era carenza di nutelline. E vabbè. Sì, mi fido molto molto. E dopo poche nutelline, un cappuccino che odorava di caffè latte e sapeva di toscano, sono pronto a iniziare la giornata. Cibo suora, cibo suora, cibo suora, cibo suora, cibo suora, cibo suora, fame! Carbonara! Niente, cioè, carbonara. Cioè, ci hanno fatto la carbonara. È assurdo ed era anche strabuona. Sarà la fame o quello che qualsiasi altra cosa, però era buonissima. Adesso sono ancora in mood. Jesus Christ. No, era veramente buona. Ho mangiato veramente bene. Cioè, io se tornerò ingrassato in questi 3 mesi è solamente causa loro. Cioè, ci stanno viziando, ci stanno letteralmente viziando. E cucinano strabene, ci fanno le porzioni abbondanti. Ragazzi, sono le 18:53 e noi ceniamo. Siamo al nord, eh. Ora vogliamo... No, tranquillo, caga per la minchia. E niente, adesso si spera. E stasera si esce. E stasera registro, anche perché è l'ove speciale 20 iscritti. Lo so che siete felici, lo so che siete ragionando con me. Anche perché devo rispondere alle vostre numerosissime domande. E dovrò salutare un sacco di persone che me l'hanno richiesto. Quindi stasera lo speciale. No dai raga, cioè, non ne ha beccato uno, non uno ne ha beccati. Vai, entra nel blog, vai, entra nel blog. Sei un talento, Allora, adesso dobbiamo parlare delle cose importanti. Tutte le domande che ho ricevuto, perché ne ho ricevuto veramente un casino. E poi ci sono anche persone che hanno richiesto un saluto dal loro youtuber preferito. Allora, la prima domanda è stata fatta da un certo Filippo Scaramuzza, di cui non conosco minimamente il volto né il nome, anche se l'ho appena detto. Comunque, detto ciò, mi ha chiesto: farei mai dei gameplay di Fortnite? No, mi spiace. Però tranquillo, ho molti progetti in mente, molte cazzate, molte cose divertenti, e fidatevi, farete un sorriso 32 denti. L'altra domanda che mi è stata fatta è stata Requiem? Sì, lui. E lui mi ha fatto la domanda migliore di tutte. Mi ha chiesto una cosa bellissima. Mi ha chiesto: ma eri tu che complottavi con Ciccio Game per far cadere le Torri Gemelle? Sì, ero io, mi spiace, è colpa mia, mi divertivo da giovane. Poi mi hanno chiesto di salutare Lisa. Ciao Lisa. E ultima cosa, ma non per importanza, ho estratto il commento vincitore. E il commento vincitore del magnifico premio è...